Oggi l'Italia è un paese poco appetibile, anche per i nostri lavoratori che preferiscono non venire a fare quello che hanno fatto tutti gli anni perché appunto questo contagio sembra condizionarli non poco. Anche questo è uno degli effetti del coronavirus. I braccianti agricoli esteri non vogliono più venire a lavorare nelle nostre campagne. E il caso della Romania, che impone la quarantena a chi arriva in particolare dal Veneto, non è isolato. In particolare la Romania, ma non solo, oggi l'Italia è un po' un paese infetto e quindi la Polonia o anche altri paesi dell'est tendono a essere un po' restii nel darci la loro mano. E la manodopera non è l'unico settore interessato dall'effetto coronavirus. È vero che hanno chiesto la certificazione per il prosecco in vendita all'estero. È una notizia di questi giorni, non lo so se di certificazione si tratti, ma sicuramente chi compra vuole essere certo di non portarsi a casa problemi di qualsiasi tipo, tantomeno sanitari. Ma secondo lei ha un senso? No, senso non ce n'è in questa questione. Noi siamo pronti a garantire che i nostri prodotti sono salubri, sani, come lo sono sempre stati. Non abbiamo ombra di dubbio. La realtà purtroppo parla di commesse annullate sia dal mercato estero che da quello interno, soprattutto della ristorazione, conseguenza diretta della contrazione turistica complessiva nella nostra regione e in molte altre italiane. Danni che secondo la Confederazione degli Agricoltori col passare del tempo cresceranno in maniera esponenziale. Prevediamo i danni che sono indotti da una psicosi che non abbiamo ben capito se è veritiera o è un po' montata, ma sicuramente figli di quella che è un po' la psicologia delle persone che tende a ridurre in questo periodo i consumi, a disdire le presenze nelle strutture agrituristiche comunque legate all'agricoltura e sicuramente contraggono le presenze nel territorio e quindi di conseguenza consumi di prodotti a chilometri zero, prodotti freschi, prodotti che noi facciamo tutti i giorni. Tutto questo al netto dei provvedimenti decisi dal presidente Zaia, che per il presidente Fachin, stando alla situazione esplosa venerdì scorso, erano inevitabili. Sicuramente i primi giorni era giusto prendere ogni precauzione necessaria. Io sono uno di quelli che ritiene che se non l'avessimo fatto e fosse successo qualcosa sarebbe venuto giù il mondo. Quindi va bene così, oggi alla luce dei fatti siamo in grado di dire che forse tutto questo non serve.